Valanga di gol nella giornata prepasquale della Serie D Girone I che interessa la nostra Sicilia. 24esima giornata che ha visto la CR Messina battere la Roccella per 5-1, la città di Sant'Agata 2, Castrovillari 1, la Cittanovese 1, Rotonda 1, Marina di Ragusa 3, FC Messina 3, Sant'Agata 2, Castrovillari 1, Santa Maria Cilento 3, San Luca 2, Troina 4, Dattilo 0. La partita Licata Calcio a Cirreale è stata rinviata per misure anti-Covid. La classifica vede la CR Messina in testa con 50 punti, seguita dall'altra squadra di Messina, l'FC Messina con 45 punti al secondo posto, il Gebison Vallo della Lucania 44, la città di Acireale 41, pur con una partita in meno, Rotonda Calcio 37, Calcio Biancavilla 34, Licata Calcio anche lui con una partita in meno a 32, San Luca 32, Dattilo 1980 32 punti, la Polisportiva Santa Maria Cilento 31 punti, Calcio Cittanovese 29, Palterno Calcio 28, Troina 27, Città di Sant'Agata 27, Castrovillari Calcio 24. Le ultime tre classifiche, il Rende con 21 punti, Marina di Ragusa con 20 e per terminare il Roccella con 14 punti. Seguiamo i gol.